Per il girone A del campionato di prima categoria va in scena la 15ª giornata ultima del girone di andata. La capolista Don Bosco Valentemegli, ospite del Bordighera Sant'Appellino, un derby caratterizzato dai tantissimi ex che promette sicuro spettacolo. Infatti la gara si anima subito e già al quinto minuto Frenna deve metterci una pezza per rimediare ad un pasticcio difensivo dei suoi. Minuto 7, ancora il portiere di casa è chiamato all'intervento da una conclusione di Fiore. Poi al 12esimo Ghiotto, opportunità per i padroni di casa. Vecchiotti viene steso in aria da festa e l'arbitro decreta il penalty che Cascina si fa respingere da Messina. Il portiere ospite è bravo anche sul tentativo di testa di Vecchiotti e mantiene inviolata la propria rete. Il Bordighera si fa preferire per le trame di gioco al 15esimo. Cascina non aggancia un ottimo pallone servitoli da Ascone. Al 23esimo Tabacchiera si fuma il gol del vantaggio, ma la sua conclusione termina a lato. La gara si sblocca al minuto 32. Simone Fiore entra in area dalla sinistra e serve un pallone d'oro a Cardinale, che è bravo ad anticipare i difensori di casa e a portare in vantaggio i suoi con un gol miracoloso. 2 minuti dopo è Vecchiotti a provare la conclusione da fuori area, ma la mira è imprecisa. Al 39esimo ancora Cascina conclude alto da buona posizione. Nella ripresa Don Bosco chiude tutti i varchi e gli arancio-blu di Mr. Carlet, pur facendo vedere delle buone trame di gioco, non impediscono più di tanto gli ospiti, che al 90esimo trovano la rete del raddoppio per merito di Casellato, bravo a deviare in rete una conclusione di Marafioti. Il Bordighera si riversa in avanti al 94esimo, segna il gol della bandiera con Vecchiotti, che in area affollata trova lo spiraglio giusto, ma sull'esultanza del numero 10 giunge il triplice fischio dell'arbitro. Il Don Bosco Valentemeglia è campione d'inverno con un punto di vantaggio sulla Veloce e proprio di domenica andrà in scena lo scontro diretto.